Benvenuti i fan del Napoli, se ami il nostro club con tutto il tuo cuore già lascia il tuo video e iscriviti al canale. Giovanni Di Lorenzo vive un grande momento a Napoli e il primo ad essere felice è il suo ex allenatore, Luciano Spalletti. L'attuale allenatore italiano di solito ha buone prestazioni dal difensore nei microfoni DAZN. Una prova sulla recente prestazione di Giovanni Di Lorenzo nel campionato? Va detto che ha attraversato un periodo difficile, molto complicato, gli hanno detto tutto, anche un po' libero, e ora che ha trovato di nuovo la sua qualità è un piacere vederlo suonare. È quell'uomo che vogliamo sempre avere a disposizione, ha detto Spalletti sul suo ex capitano. Eppure, entusiasmo a Napoli? Molte cose mi risvegliano senza entusiasmo, sia la squadra che la città. Ci sono 7 agosto 2010 giocatori che ho allenato e a cui sono molto attaccato e so che sono giocatori di grande livello. Trovo straordinario è i capelli di Anguissa. Finalmente, uno scherzo su scudetto. Quando hanno decorato la città mi sono nascosto nel mio ufficio, non volevo vedere. Se non avessimo vinto, non so dove dovrei nascondermi. Ha scherzato. L'allenatore ha continuato. La Juventus combatterà per scudetto dopo questa notte? Abbiamo fatto una buona mostra contro una squadra che, insieme a Napoli, è il favorito. Inter beat scudetto per l'ultima volta. Napoli ha vinto per 1 anno e mezzo e tempo, abbiamo mantenuto un'ottima base che al momento ci sono 2 squadre che sono di fronte e possiamo vincere oggi. Eppure, come posso valutare le prestazioni di Conceição? Era molto bene in entrambe le fasi, era a conoscenza delle transizioni. C'è qualcosa nel sangue, sfrutta al meglio i giochi e l'allenamento, ha un grande atteggiamento ed è un piacere lavorare con i giocatori del genere. Qual è la tua opinione?